Scusate, una curiosità, ma voi quando siete davanti a un 200 grammi di ziti spezzati alla genovese, cominciate dalla carne o dalla pasta? Questo è il dilemma, altro che bazzecole come essere o non essere. Già, l'avete capito, il vostro Legilibri è un mangiatore a delinquere ed è per questo che in punta di forchetta vi consiglia la lettura di Come si magna a Napoli, un libro di ricette partenopee scritte in dialetto napoletano. Perché? Perché l'autore Raffaele Bracale lo sa bene che la lingua serve a due cose, ad assaporare e a parlare, e allora sposa idioma e acquolina in bocca su pagine Cultura Nova. Scusa Alberto, mi consigli una buona trattoria? Per cominciare, non mi chiamo Alberto e poi il Legilibri suggerisce libri, mica ristoranti. Facciamo così, vi imbocco il tomo di Alberto Castellano che parla di taverne e così ci appariamo. Questo libello, edito da Cultura Nova, tra le sue pagine ospita recensioni, specialità, orari e prezzi di 150 trattorie napoletane dove si mangia bene e si spende poco. Libro molto particolare ma saporito è Il poeta e il quadernuncolo, scritto da Gino Oliviero per la Porticese Vocali. È un tomo che come lo giri e come lo volti lo puoi sempre leggere, perché da un lato c'è un misterioso romanzo enogastronomico ambientato all'ombra del Vesuvio e dall'altro sono pubblicate ricette e ingredienti dei piatti divorati tra le pagine opposte. Attenzione, quando vuoi. Il mio primo one man show, 1000 parastieli di cucina napoletana, un libro in cui sono autore, editore, compositore e grafico. Un nuovo modo di raccontare la cucina napoletana attraverso le storie, gli aneddoti, insomma i parastieli che la riguardano. Una delle cucine più ricche al mondo, con un forte tratto identitario nonostante. Nonostante cosa? Le contaminazioni che ha sempre accettato, era troppo complicato.